Tante cose sono cambiate negli anni, le nostre sedi, i nostri prodotti, i metodi di lavorazione sempre più avanzati, ma i valori sono restati tal quali. Questo è il leitmotiv che accompagna da 60 anni il gruppo CLAI. Da quel 1962 mette al centro la persona, i valori appunto, la sincerità nei prodotti ma anche nei rapporti. E in fondo è questo il significato più autentico di questa giornata, la giornata Verde CLAI, una festa che rievoca quelle che un tempo si facevano in campagna, sull'Aia, nei momenti rituali delle stagioni, la mietitura, il raccolto, un tuffo indietro nel tempo, ma sempre con gli occhi puntati in avanti. Ed è un pochino il percorso che ci fa fare anche questa mostra all'entrata tra Villa La Babina e Villa La Babina 2, la casa colonica, dove poi la festa proseguirà. Ma adesso ci spostiamo direttamente nel giardino. Ed è il suono della campana Manara Mauro a dare il via alla giornata per proseguire con la celebrazione della Santa Messa da parte di Don Paolo Ravaglia in questa splendida corte della Villa La Babina a Sasso Morelli, dove CLAI nasce ed opera. Era il 1962, dunque 60 anni pieni, un vero compleanno che in questo 2022 trova tantissime occasioni. È iniziato con la donazione di un'ambulanza al servizio 118 della USL di Imola, prosegue sostenendo tante iniziative del territorio, Conant, la casa di accoglienza Anna Guglielmi legata all'ospedale di Montecatone, il banco alimentare, lo sport giovanile con squadre di pallavolo e basket, ma oggi vuole rendere omaggio a tutti coloro che hanno contribuito ad una crescita aziendale esponenziale, perché è dalle persone, dal loro impegno, dalla loro fedeltà e competenza che nasce Casa CLAI. E nasce appunto anche questa crescita, perché da Faenza fino alla pianura padana con il prosciutto di Langhirano a marchio Zuarina e poi sull'Appennino tosco-romagnolo con il caseificio a marchio Faggiola e il brand, aggiungo io, le macellerie del contadino che trasmettono al consumatore direttamente la stessa passione. Ma non sono solo costitutori, fondatori, promotori, direttori, presidenti, vicepresidenti ad avere fatto grande il mondo CLAI, sono soprattutto loro, i soci, i lavoratori. Ed è emozionante il momento in cui sul parco della bellissima Villa La Babina si radunano tutti, soci in prova, soci anziani, ex soci pensionati, soci attuali, ma tutti hanno una cosa in comune, hanno scelto CLAI e sono stati scelti da CLAI e così festeggiano con una medaglia d'oro i 25 anni di appartenenza, ma anche i 30 e addirittura i 40 anni di vita in casa CLAI. Da 3 generazioni i soci lavoratori e i dipendenti CLAI rappresentano l'orgoglio, ma anche la possibilità di crescita di questa cooperativa di lavoratori. Pietro D'Angeli, attuale direttore generale, una giornata verde che mette insieme proprio questi mondi che però alla fine hanno questa radice comune. È una delle nostre forze. Oggi qui al ritorno della giornata verde, vedere i costitutori, i direttori, i dirigenti in pensione, tanti lavoratori giovani e di tutte le età, la cooperativa che cresce. È un'idea partita nel 62 che si è sviluppata e oggi nel mondo di oggi portiamo le nostre novità. Pierangelo Raffini, assessore all'agricoltura del comune di Imola, CLAI un fiore all'occhiello, ma soprattutto un valore che va veramente preservato, è patrimonio dell'umanità, lo potrei considerare in qualche modo. Sono d'accordo, una cooperativa agricola ma di grande spessore che diciamo, è ancora connotata da quelli che sono i principi della cooperazione, oltre alla grandissima qualità dei prodotti che è indiscutibile. Tutto quello che è mutualità, solidarietà, attenzione alle persone, innovazione, anche l'aspetto etico sono racchiuse in questa cooperativa che si sta espandendo e dal 62 ha fatto progressi e quindi è un bene da preservare e da difendere, io direi, per tutto il territorio.
60 anni sono passati, ma noi riagguantiamo quello che era il marzo del 1962, vale a dire 60 anni fa. Siamo con un costitutore, fondatore, sindaco revisore Paolo Rossini e con il direttore Antonio Paoletti, e quindi insomma quelli erano i tempi. Allora, costruire questa realtà che non solo resiste ma cresce. Sì, è stata una realtà voluta, come dicevo, con i miei due amici, il dottor Cassani e il dottor Montoschi, e quindi diciamo ci vuole una cooperativa in agricoltura, e quindi ci allacciammo ai ragazzi delle ACLI, e tutti quanti mezzadri, un solo coltivatore diretto che però rimase poco tempo, poi se ne andò perché il babbo aveva paura di perdere il potere. E con Paoletti riuscimmo a fare il primo FEOGA, quindi un grande intervento dell'Europa, della comunità europea, e dovevamo fare un allevamento di galline e ovaiole, e poi invece diventò un solumificio, un macello e solumificio. Grazie a Dio, perché veramente i salumi della CLAI ormai imperano un po' in tutto il mondo. Antonio Paoletti se lo immaginava che da quei mezzadri e da quella prima idea di galline e ovaiole si sarebbe passati ad allevamenti, soci conferitori, allevamenti distribuiti un po' dovunque, ma tutti con questa filiera controllata. C'era il FEOGA, oggi c'è la PAC, insomma è cambiato il mondo, ma la CLAI resta. Ma io e il dottor Rossini li avevamo inventati, tutti i soci produttori, per fare il FEOGA. Ci raccontavamo i numeri perché non c'erano per poter accedere a questo finanziamento. Allora io andai a Roma al Ministero dell'Agricoltura e sono stato una settimana assieme al funzionario che doveva controllare la nostra pratica, e la cosa funzionava così: che io andavo in ufficio alle 8, lui arrivava alle 9:30, alle 10 andavamo a prendere il caffè, dopodiché lui cominciava a telefonare perché aveva un'azienda edile e quindi ordinava tutti i materiali che servivano, e questo fino alle 2, dopodiché si ritornava alle 4 perché alle 4 era, come si dice, non era più orario normale ma era orario straordinario, quindi è stata un'esperienza bellissima. Quindi è nata la CLAI da queste vacanze romane, oltre che da questa congrega di mezzadri molesi. Presidente, c'è una medaglia per lei, a nome di tutti, assolutamente a nome di tutti. Non mi sono preparato dei discorsi perché mi vengono dal cuore. Cosa dire? Grazie Presidente, grazie a tutti noi. Noi siamo fortunati ad averti, do del tuo, ad averti come Presidente, perché tutti i giorni testimoni la passione per tutte le persone della CLAI, per tutti i soci lavoratori, gli allevatori. Grazie, grazie, grazie. È complicato rievocare la fotostoria CLAI perché 60 anni sono lunghi, ma ci sono alcuni momenti epocali. Uno di questi è il 2020, un anno difficile per l'economia mondiale, ma un anno con il sorriso per CLAI, perché viene chiamato Rob Janoff, e l'inventore del marchio La Mela morsicata di Apple, inventa il nuovo logo appunto di casa CLAI. Gianfranco Delfini, allora direttore marketing, sono stati momenti, mesi, incontri emozionanti. Assolutamente sì, anche perché avere l'opportunità di poter lavorare, confrontarsi con un top player come Rob è stato veramente molto bello, stimolante e arricchente sotto ogni punto di vista. Lui ha avuto questa intuizione dopo averci studiato, dopo essere venuto qui a vivere con noi le fasi di lavoro, le fasi quotidiane della vita in CLAI, e avendo così fatto suoi tutti quelli che sono un po' le caratteristiche di CLAI, non solo quelle legate alla produzione, ma anche ai valori, all'identità, a questa storia che proprio quest'anno celebriamo con i 60 anni, ha colto il tema della felicità, ha colto questo tema del sorriso come momento in cui si concretizza la qualità CLAI sulla tavola degli italiani, e è riuscito a portarlo nel marchio. E poi quella che è la sua grande caratteristica, quella di riuscire
a tracciare nelle icone le storie delle aziende ed è riuscito a farlo, credo, magistralmente anche con noi. I numeri di oggi, dal fatturato ai dipendenti, alle realtà interpretate dal punto di vista di soci allevatori, di produzione, sono davvero enormi, ma la cosa bella di questa giornata verde non è tanto la celebrazione dei numeri che riguardano il mercato, ma è il ricordo e il riconoscimento di tante persone che hanno contribuito a questa realtà. Io la chiamerei quasi la giornata della gratitudine. Sì, veramente, hai detto bene. La gratitudine alle persone, perché dietro un'azienda, piccola o grande che sia, le persone hanno un ruolo fondamentale. Sono i collaboratori, i lavoratori, nel caso cooperativo i soci. E noi siamo una grande e bella realtà che in questi 60 anni ha sempre avuto, diciamo, un punto focale di attenzione verso le persone, perché le persone costruiscono, le persone insieme sono in grado di realizzare quel sogno di felicità che tutti custodiamo nel nostro cuore. E questa è la nostra storia. La giornata verde CLAI non sigla solo un patto tra generazioni, ma un vero e proprio incontro. E allora ci piace avere con noi Carlo Negroni, che è neo vicepresidente di CLAI e tra l'altro giovanissimo, e quindi raccoglie l'esperienza maturata da tante persone che abbiamo visto in questa giornata, ma la porta avanti, soffermandosi anche molto sui temi ambientali. Sì, innanzitutto grazie, sono molto onorato di questo nuovo incarico che mi è stato dato in azienda. Io mi occupo degli acquisti in azienda e in particolare ho portato avanti alcuni progetti legati all'attenzione al territorio, alla sostenibilità e in particolare un'esperienza molto importante è stata la realizzazione di un impianto di biogas per la produzione di biogas finalizzata alla generazione di energia elettrica e calore per lo stabilimento. Diciamo che mi occupo di questo progetto già da quando è nato, nel 2012, e anche di valorizzarlo e portarlo avanti nel corso degli anni in attesa di avere a breve una riconversione per l'utilizzo di biometano per continuare in questo solco di attenzione al territorio e di valorizzazione di quelle che sono le risorse dell'azienda. E se visitando le macellerie del contadino avrete la possibilità di portare a casa tutti i prodotti, ma anche le preparazioni, le trasformazioni realizzate dal mondo CLAI, qui alla festa della giornata verde chiaramente c'è quasi tutto. Tra l'altro ci sono anche le varie generazioni. Un saluto a Fabrizio Facciani, Davide Pasini, ma qui Lorenzo Ravidà. I giovani vogliamo, giusto? I giovani ci sono, allora, in CLAI ci siamo. E cosa avete preparato? Beh, oggi di tutto di più, partiamo dall'aperitivo con i nostri formaggi della faggiola, ovviamente i nostri salumi, la nostra passita e poi andiamo anche su preparazioni più importanti, abbiamo la griglia ancora rovente, salsiccia, pancetta, arrosticini e hamburger, abbiamo anche degli hamburger e la novità che abbiamo proposto nelle nostre macellerie da poco che sono le poké. Quindi un piatto freddo, poi ovviamente non mancano i nostri passatelli con la passita e anche verdure, ce n'è per tutti i gusti, fra un po' sforniamo anche un po' di dolci, frutta. Forza CLAI! E non c'è compleanno senza torta. Questa è la torta di compleanno dei 60 anni del mondo CLAI, una grande famiglia che in questo momento procede al taglio della prima fetta. Ecco l'applauso di tutti gli amici. Tanti auguri CLAI. 60 anni tenuti molto molto bene, ma non finisce qui, perché abbiamo detto alle feste di compleanno si invitano le persone care e così è stato fatto, si realizza una bella torta e così è stato fatto, ma si finisce con una bella festa e allora a questo punto è il momento dello show. Protagonista Maria Pia Timo, attrice, comica, cabarettista, appassionata di cibi e di gastronomia. Direi quindi che è sul palco giusto. Buonasera, sono contenta di essere qui alla CLAI per la terza volta. Non mi è mai successo che un'azienda mi abbia chiamato per 3 volte, quindi questo vuol dire amore e io vi ringrazio che neanche mio marito mi ama così, veramente, d'accordo? Voi
voi siete un'azienda concreta, 60 anni di un'azienda è tanto, è tanto. Voi pensate che voi avete le stesse età dei Beatles, lo sapete? Facciamoci un applauso! Che liberatorio! E noi, come sempre, ci rivediamo tra 7 giorni, puntuali, sempre qui. In collaborazione con